Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Questa sera siamo con Stefano ben accompagnato, cabarettista, imitatore, presentatore, showman. Come è iniziata la tua carriera? La mia? Ah, la mia sì, perché stai parlando di me. Innanzitutto un saluto a tutti. Beh, io ho iniziato così per scherzo, sai, piano piano, dopo uno si butta, una scommessa con gli amici, teatrino parrocchiale e poi dopo è diventata una cosa seria, insomma, e mi trovo qui. Ce l'hai un modello di riferimento? Sì, c'è Gigi Sabani che è stato un mio grandissimo maestro. Tanti mi dicono, sai Stefano, assomiglia a Gigi Sabani? Beh, certo. Era lui il nostro modello di riferimento, i primi imitatori nel 1985-86. Negli ultimi anni hai partecipato con successo a varie trasmissioni televisive. Cosa ti porti dietro di queste esperienze? Ma innanzitutto visibilità, sai, quando dobbiamo andare a fare le serate, poi dopo ci aiuta molto. E poi dopo il lato umano perché ogni volta che si va lì si incontrano altre persone, si allacciano rapporti di amicizia eccetera, per cui guarda, credimi, sono delle esperienze che restano soprattutto nel cuore. Hai un aneddoto curioso da raccontarci della tua carriera? Neanche farla apposta, ieri sera eravamo a fare uno spettacolo e in prima fila avevo mia figlia che ha 12 anni e mezzo. E lei mi diceva, papà, ma guarda che ti stanno guardando tutti, mentre camminavamo, che arrivavamo in piazza, no? E dico, ma Anna, quando andiamo in televisione, non è che a casa ci vediamo, guarda c'è papà in televisione, cioè la televisione noi la vediamo lì, ma ci saranno altri migliaia e migliaia di televisori in giro per l'Italia che ci stanno guardando. E allora lei, sai, si inorgogliva, il mio papà qua, e allora veniva la gente che dopo giustamente mi chiede la cartolina con l'autografo e lei piano piano, fate piano che c'è il mio papà, insomma lo schiacciate, e papà le tengo io le cartoline, do io una alla volta. È stato bello, guarda, è una bambina stupenda, anzi ciao Marianna. Qual è il punto su cui tu lavori nella ricerca della tua comicità? L'attualità. Io la mattina come si dice, mi mangio 3 o 4 quotidiani subito e io mi vado subito a guardare l'attualità, che può essere la politica, i fatti curiosi, la sanità, tutto quello che riguarda la televisione, il costume eccetera, e lì c'è tantissimo materiale da lavorare. Volevo salutare tutti quanti, so che questa è una TV nuova, state lavorando molto bene, per cui volevo fare tanti auguri, anche io ho iniziato da poco, sapete, qualche anno fa, vabbè, diciamo che ho iniziato un po' di anni fa, volevo farmi più giovane di quello che sono e naturalmente vi ringrazio, io ho iniziato in una cantina a Milano, sai, e sono veramente contento, per cui faccio un saluto a Pianura Nusse. Secondo te, qual è il ruolo del comico nella società contemporanea? Allora il comico è fondamentale, io l'ho detto anche prima, finito lo spettacolo, noi dovremmo essere sponsorizzati dal Ministero della Sanità, perché noi siamo come degli antidoti contro la depressione, perché se tu guardi ci sono statistiche che si ride pochissimo, si ride massimo 7 minuti al giorno. Guardando le nuove trasmissioni, le nuove generazioni di comici, mi sembra di notare che gli ultimi, quelli più giovani, tendono ad avere una comicità più fisica magari e meno di riflessione. Ed è secondo te una paura di esprimersi, una mancanza di voglia di esprimersi o un simbolo di questa società? Che se tu guardi un comico al giorno d'oggi dura dai 4 ai 5 anni. Ed è importante rinnovarsi. E allora poi dopo tieni presente che al giorno d'oggi la società è talmente veloce, hai capito? La vita è frenetica, che anche il comico praticamente deve adattarsi. Sai, adesso abbiamo internet, abbiamo i cellulari, tu guardi anche i ragazzini, guarda più la televisione perché si mettono lì a chattare, non parlano neanche più fra di loro, perché si mettono lì a fare gli sms, quelle robe lì, insomma dai. Comunque quello, guarda Ferruccio, credi. Ascolta Stefano, una barzelletta che ti ha dato particolare successo, uno sketch che ti ha dato particolare soddisfazione, ce la puoi raccontare? C'è una signora che pertanto si impegnava, non riusciva ad ottenere dei pomodori rossi. Un giorno guardò nell'orto del vicino e vide che lì aveva dei bei pomodori rossi. Scusi, come fate ad avere dei bei pomodori rossi? Guardi signora, io vado tutti i giorni davanti alle piantine, me calo i calzoni e loro arrossiscono dalla vergogna. Ah sì, proverò anch'io. Qualche giorno dopo il signore vede la signora. Signora, come va con i pomodori? I pomodori niente, ma vedete che carote! Hai capito? E questa è stata la mia prima barzelletta che ho raccontato alla Sai l'ultima. Cosa ne pensi degli italiani e di come sono adesso? Gli italiani? Degli italiani. Ma guarda che siamo un popolo, noi siamo creativi.
e gli italiani per me sono un popolo, non dico il migliore, ma quasi al mondo. Io infatti mi ritengo orgoglioso di essere italiano. E da Giampiero Galeazzi un cordiale saluto a Pianura News. Un cordiale saluto da Bruno Pezzola. Ciao ragazzi, e mi raccomando, cercate di essere sempre come siete voi, non come sono io, ecco. E poi... Io Renato Zero ringrazio tutti gli amici di Pianura News. Un saluto da Renato Zero. Non dimenticatemi! Amici e amiche, soprattutto mi raccomando, ridete, e un saluto veramente speciale dal vostro amico fidato che è Stefano Bencompagnato.